Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dagli sviluppi dell'inchiesta sull'amministrazione comunale di Venezia che ha portato all'arresto dell'assessore Renato Boraso e all'indagine sul sindaco Luigi Brugnaro, ad altri provvedimenti nei confronti di una ventina di persone. Andiamo subito in diretta da Filippo Fois perché oggi c'è stata la prima uscita pubblica del sindaco. A te la linea Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Oggi c'è stata la prima uscita pubblica del sindaco Luigi Brugnaro da quando è cominciata l'inchiesta che lo vede anche come indagato. Ha ricevuto, come sapete, un avviso di garanzia. C'è subito da dare un aggiornamento su questa inchiesta perché gli indagati sono saliti a 23. È stato iscritto nell'elenco degli indagati anche il magnate di Singapore Ching Chat Kwong. Si tratta dell'imprenditore che era in trattativa per l'acquisto della linea, dell'area dei Pili, il quale, secondo appunto l'impianto accusatorio della procura, avrebbe versato 73.000 euro all'assessore Boraso per l'acquisto di Palazzo Papadopoli, una somma che poi sarebbe stata giustificata con fatture emesse da una società di Boraso per servizi inesistenti, sostengono i magistrati. Dunque oggi è stata la prima, anzi sarà la prima giornata di uscite pubbliche per il sindaco Brugnaro. Questa mattina si è presentato al Consiglio della città metropolitana, non ha rilasciato dichiarazioni al microfono, però sentiremo qual è stato il suo intervento. Erano presenti solamente i consiglieri di maggioranza, l'opposizione ha disertato la seduta. Noi ora ci troviamo invece a Ca' Farsetti, dove tra poco terrà una conferenza stampa sempre Luigi Brugnaro per quello che riguarda il contributo d'accesso. Infine questa sera sarà l'inaugurazione del ponte votivo, dove potrebbero effettivamente esserci delle contestazioni. Lui stesso ha detto che sta andando incontro ad una via Crucis, ma sentiamo che cosa ha detto questa mattina a Ca' Corner, sede della prefettura della città metropolitana, Luigi Brugnaro. Poi la linea può tornare allo studio. C'è un'inchiesta in corso, come sapete, e quelle notizie che si sanno sono quelle che sono sui giornali, che sono allegati. Da parte mia so di avere una coscienza pulitissima, non pulita, e che sia un galantuomo, dimostrerò delle aule di giustizia o delle sedi opportune, perché questo sicuramente anche perché ci sono persone indagate, ci sono altri fatti che io personalmente non conosco e credo che non si possa certo poter rispondere a domande di questo tipo nel momento del genere, anche per rispetto oggettivamente della magistratura ma anche degli indagati che giustamente dovranno difendersi nel processo, nel loro sistema. Per quanto riguarda me, sempre per la parte che mi attiene, le questioni sono sempre le stesse, sono dal 2015 che lo dicono, la proprietà dei Pili, la gestione del trust, il Palazzo Papadopoli è stato aggiunto, cosa a cui io non so assolutamente nulla, nel senso che abbiamo deciso di venderlo, quelle procedure non ho più pallida idea perché ho detto soltanto che dobbiamo venderlo e ne faccio un titolo di orgoglio, aver venduto prova a Rosegotti, detti così a quel tempo, di cose che non si riuscivano a vendere, perché poi con quei soldi abbiamo utilizzati nel bilancio del comune, insomma, poi quali siano state le procedure eccetera eccetera, adesso c'è la magistratura, però che fa benissimo farlo. E per il resto poi si può parlare anche della lei, ecco sia chiaro un'altra roba, cioè la lei resta la mia passione, il cuore eccetera eccetera, non c'è dubbio che mi arrabbio o giurisco se dico che mai mi sarei immaginato o pensato di fare pressioni su chi sia perché dovesse responsabilizzare lei, lo dico per togliere tutto quello che ho letto sui giornali, poi se va fuori da per loro risponderò di quello, ma insomma questo è quello che posso dire oggi in maniera molto generale, lo dico perché la cosa che invece mi interessa di più sarà affrontare il tema politico, lo voglio fare però con la tranquillità dopo che gli indagati, le persone, le situazioni si sono un attimino più decantate, si è capito bene di cosa stiamo parlando, perché secondo me l'assenza di questi banchi la dice lunga su quanto oggi qualcuno vede di baraba. Se vi ricorderete, oggi ho il ponte votivo, no? Farò la via Crucis, perché esiste nella vita, esistono dei momenti in cui deve rispondere. Sapevo benissimo che il ruolo era complicato, eccetera. Non pensavo di dover avere queste amarezze, questa proprio non pensavo di poterla avere per una persona onesta è grave, cioè un colpo che non auguro a nessuno, neanche i signori che non ci sono. Però dico la storia insegnerà e politicamente c'è da dire questo, lo dico ai cittadini che mi ascoltano, ma lo dirò meglio, spero che riusciamo a fare un discorso serio senza gente che urla
il Consiglio Comunale, per quanto mi riguarda, sarà l'8 settembre, quello lo facciano quello che credono, ma io mi presenterò nella data per spiegare un po' la situazione politica. Dico a cenno che questo è quello che ci aspetta. Fuori dalla porta questi sono i modi di operare. Questo è il rispetto che si ha alla giustizia, questo è il rispetto che si ha alla politica. Immaginatevi che quel giorno che sono usciti dal Consiglio Comunale, sull'onda di un giacobinismo, trionfalismo, urlando frasi improponibili, perché poi quando apri la scuola le persone che urlano, giustamente poi le persone si lasciano andare, eccetera. Quindi perde anche il senso, è per quello che non mi sottraggo a questo tipo di dibattito, ma non al dibattito, a questo tipo di mondo. Questa è proprio ingiuria totale. Però dico, pensate politicamente. Noi quando avevamo dato l'aula la prima giornata si votava il buco, la risoluzione del buco di Mestre, dove c'è un investimento di un privato che ho seguito personalmente, perché sennò i privati non arrivano, se non hanno fiducia che l'amministrazione ti fa fare le cose. Io lo rivendico questa cosa qua, rivendico i grandi investimenti fatti a Venezia e a Mestre, ma sono investimenti dove il sindaco si mette in prima persona a spiegare, a dare tutti i suggerimenti e a vedere che il progetto sia fatto bene, perché arrivi in Consiglio Comunale un qualcosa che i cittadini possono decidere, non le cose lunghe. Noi abbiamo sempre fatto con tutte le polemiche del caso, perché quando fai vedere il progetto le persone invece una volta facevano passare i dedini, c'è soltanto gli indici, no? Poi i progetti venivano fatti da altre parti, invece noi abbiamo coinvolto la cittadinanza. È proprio il metodo che abbiamo usato che è diverso, che loro non vogliono, perché quel giorno, andando a guardare le carte amministrative, l'opposizione è uscita dall'aula, abbiamo approvato noi, la nostra maggioranza, abbiamo approvato la soluzione di un investimento di più di 100 milioni di un privato, come lo chiamavano loro del buco di Mestre, l'ex ospedale per capirci. Ed è con orgoglio che rivendico questo. Per cui il piano politico-amministrativo, sull'amministrazione diremo appunto a settembre, perché adesso dovrà sentire io oggi ho raccolto le deleghe, quindi io ho presentato per me, e per quanto riguarda le altre partecipate aspettiamo di sentire le persone coinvolte, stiamo facendo tutti i passaggi amministrativi perché non verrà ovviamente bloccato nulla, ma sempre con le massime garanzie alle persone. E per cui di questo riferirò a settembre quando abbiamo risolto tutte le cose, non è che aspetterò settembre a farlo, perché li incontrerò di quelli che sono i passaggi e a quel punto mi saranno sicuramente più noti. Ma per il resto, dal punto di vista politico, amministrativo, bisogna spiegare bene ai cittadini che questo è proprio il vero tema politico. Oggi una di questi 4 delibere, lo dico ai giornalisti che vanno via, una di 4 qui che verrà votata da questa maggioranza è lo spostamento del deposito del CTV in $100, amministrazione di centro-sinistra, e noi lo voteremo noi, per rispetto ai cittadini, perché è un'operazione giustissima da fare, sono anni che si parla di spostare, non c'è nessuna dimenticazione di parte, però la stiamo votando noi, la nostra faccia, con le nostre mani, con la nostra vita. E questo è successo a Venezia, questo per quello siamo riusciti a sbloccare la città, sbloccarla. Ho finito con le mie dichiarazioni per spiegare che non mi sono dato per nulla, e oggi mi troverete al contributivo e prezzeremo anche tutti quanti eventuali soggetti che urleranno, eccetera, magari sarà quello con la pistola d'acqua che mi dirà che quello non è violenza, quello sono suggerimenti per magari avere una proposta alternativa al turismo, spariamo ai turisti, acqua adesso. E poi succede magari qualcos'altro. Guardate che il tema è nettamente politico. Per quanto riguarda la parte penale, riguarda me e mi difenderò io, non voglio che nessuno aveva, voi siete da questo punto di vista assolutamente mal elevati, non siete voi, perché meno i consiglieri metropolitani, ma neanche quelli non c'entrano niente. Meglio che abbiamo a chiarire. Io la denuncia al soggetto di l'avevo preparata, ma volevo fare la causa, è finito, abbiamo mandato un anno, dico finisco il mandato e poi facciamo la causa perché sia chiarita questa cosa una volta per tutto. Per chi sapevo che diventavo una tramosia per tutto, e io guardavo l'interesse dei cittadini più che il mio, preferivo andare avanti con l'amministrazione e fare le cose. E continuiamo a fare, l'ho fatto anche ieri, possibilmente vedrete cose sempre più interessanti, qualcosa di straordinario, lo scriveremo, resterà nella storia. Ma resterà nella storia anche il modo in cui l'opposizione mi sta trattando, senza avere il briciolo, un documento di nulla, non c'è nulla, e stanno chiedendo le dimissioni per fumus. Se allora se è così, noi possiamo tranquillamente lasciare perdere e pensare che la comunicazione non sia stata. Questa è una cosa che mi ha prima essere fatta, è stata mi chiesto, no, dobbiamo vedere il diritto, ho massima fiducia negli inquirenti che facciano il lavoro giusto, punti fermo, patenti, ripeto, controlli, controllare, devi controllare, non c'è problema, siamo sereni. Vediamo, questo riguarda me.
Ma non hai mai pensato a un'opposizione che senza neanche poi darsi il consiglio di discutere, ma hanno già deciso che devo venire, hanno già deciso. E io dovrei prendere il voto democratico e mettere in mano a sta gente, con le agende che decidono loro, i tempi che decidono loro. Via Crucis, a Croce, speriamo che anche il crocifisso, io spererei che il finale sia un po' diverso, però questa è gente che grida brava, vi ricordate? Chi volete liberare? Gesù o Barabba? Barabba. Poi se l'aperitivo è di domani, però le sparito tutti, non c'era mai uno cazzato la mano. Chi è che ha detto Barabba quella volta? Non si sa. Avanti così, possiamo vendere, facciamo l'estate, tanto tirare fango alla gente è facile, si fa nulla e si vendono i giornali, ci lo dicono le dite. La nostra spero di no. Mi spiace appunto ovviamente per i miei amici, per Stefano, per la gente che si fida di me, continuate a fidarmi perché sono una persona onesta. Anch'io mi fiderò. Questa è la democrazia, ha scritto uno oggi. Questa è la democrazia, forse sarebbe il caso di fare qualche pensiero, perché poi qualcuno eventualmente se ci sono degli sbagli dovrebbe rispondere. E invece per quello che ho visto io nella mia vita ho visto che non risponde a nessuno a vivere. Di questo spero che si mettano almeno la mano sulla coscienza di fare questo, anche per rendere agibile. Ma non è che perché mi metti un'ombra di sospetto, allora io devo farmarci dire su una cosa che non ho fatto, non ho mai fatto nulla, se non prestarmi la mattina alla sera gratuitamente, non scrivo mai queste cose qua. Per 9 anni, se io 9 anni volevo fare qualcosa, l'avrei fatto, non c'è uno strato di atto amministrativo, non ho fatto niente, avevo detto, non ho fatto niente. Ho solo controllato che le bonifiche andassero avanti, facessero tutto che era necessario per tenere in sicurezza l'avevo scritto nel draft dall'inizio, l'unica cosa è come sindaco mi interessava. Per il resto sono investimenti liberi per privati. Avete sentito, abbiamo dato integralmente la prima uscita del sindaco Brugnaro a Venezia, a Ca' Corner, dove si è difeso, è stato anche uno sfogo, ha voluto separare la parte penale invece da quella politica, andrò avanti, la giunta deve continuare, insomma quindi uno scontro con l'opposizione che non c'era e di questo Brugnaro si è lamentato. Il servizio era di Filippo Fois che abbiamo avuto in diretta poco fa e le riprese di Sandro Ponchio. Adesso andiamo a Padova da Valentina Visentin perché l'assessore Boraso, dimissionario, ieri ha dato le dimissioni, è rinchiuso ancora nel carcere Due Palazzi a Padova e è attualmente sotto interrogatorio in un'aula del tribunale. A te Valentina. Sì, buongiorno dal Tribunale di Padova dove si è svolto l'interrogatorio di garanzia dell'ex assessore Renato Boraso. È uno dei 4 interrogatori di garanzia che erano previsti per la giornata di oggi. Il primo alle 11 nel carcere di Venezia, quello dell'imprenditore ormellese, poi qui a Padova quello di Renato Boraso che inizialmente doveva tenersi nel carcere circondariale dove è detenuto Boraso e per i 2 indagati che sono attualmente agli arresti domiciliari, l'imprenditore Daniele Bricchese e Alessandra Bolognini, direttrice generale dell'immobiliare Venezia IVE. L'interrogatorio di garanzia di Renato Boraso è iniziato alle 10:45 quando l'ex assessore è stato trasferito con un furgone della polizia penitenziaria dalla casa circondariale al Tribunale di Padova. È durato fino alle 11:30 quando è uscito il suo avvocato. Boraso si è avvalso della facoltà di non rispondere, ve lo facciamo sentire dalle parole del suo avvocato al termine dell'udienza di convalida. Avete deciso di avvalervi della facoltà di non rispondere in attesa di valutare tutta la documentazione in atti per poi eventualmente chiedere di essere sentiti dal pubblico ministero. Chiederete la scarcerazione intanto? Abbiamo chiesto una modifica della misura cautelare. E quando avrete il giudice? Adesso deciderà il giudice lagunare di non resistere. Le chiedo solo come ha trovato il suo assistito. Motivato, come avevo detto già altre volte, mi pare motivato, sta iniziando a guardare tutti gli atti che sono stati depositati.
E lo abbiamo visto arrivare proprio nell'aula di tribunale Renato Boraso, accompagnato da 2 agenti della penitenziaria, è entrato in aula senza proferire parola. Come abbiamo detto, è durata circa 45 minuti l'udienza, il tempo di sbrigare le formalità e appunto di dichiarare la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Queste appunto le novità dal Tribunale di Padova, e intanto proprio di ieri la notizia che Boraso ha dato le dimissioni. Vi lascio con il servizio, dal Tribunale di Padova è tutto, linea allo studio. Ha rassegnato le dimissioni per un fatto di correttezza nei confronti delle istituzioni e anche per essere più libero di difendersi. L'assessore alla mobilità Renato Boraso ha deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico e lasciare Ca Farsetti. L'ha reso noto il suo avvocato Umberto Pauro dopo l'incontro nel carcere di Padova, dove è detenuto l'ormai ex assessore. Il legale non ha commentato la scelta, ritenendola un atto dovuto. Oggi hanno depositato i documenti, la procura ha depositato i documenti in cancelleria e quindi ne abbiamo preso copia e quindi è stata consegnata al mio assistito. A Boraso, che è determinato nel volersi difendere, la Procura di Venezia contesta 11 episodi di corruzione, concussione e autoriciclaggio dal 2015 a oggi. Tra questi figura la vendita al ribasso di Palazzo Papadopoli, che vede coinvolti in un altro filone anche il sindaco Brugnaro e il suo capo di gabinetto Ceron. Per l'accusa, Boraso, all'epoca assessore al patrimonio, si sarebbe fatto consegnare 73.200 euro dagli emissari dell'imprenditore cinese di Singapore, con fatture alla sua società Stella Consulting per consulenze inesistenti nel 2017 e nel 2018, cifre poi girate ad altre 2 sue aziende. Domani è previsto l'interrogatorio a Padova. Le indagini stanno continuando. Aspetta l'autorità giudiziaria di individuare quelle patologie ed estirpare eventualmente quelle che sono queste malattie dell'amministrazione, se ci sono queste malattie dell'amministrazione. La Procura della Repubblica sta lavorando, noi assistiamo a quello che è il lavoro dei magistrati. E ieri abbiamo sentito Massimo Cacciari in esclusiva, perché non ho visto altre dichiarazioni dell'ex sindaco di Venezia, che ha detto, tra le altre cose, un imprenditore del calibro di Luigi Brugnaro è meglio che non faccia il sindaco, la sua carriera politica è finita e ora le opposizioni dovranno giocarsela. Bene, sentiamo. Con tutte le assolute presunzioni di innocenza che sempre sono doverose, e ripeto, senza che da parte mia mai vi sia stato il minimo sospetto di comportamenti meno che legittimi sia da parte di Boraso che da parte di Brugnaro, per quello che li ho conosciuti. Premesso questo, è chiaro che un sindaco che ha tanti e così complessi legittimi interessi da tutelare e da difendere si trovi in una situazione molto complessa quando fa il sindaco. Un imprenditore del calibro di Brugnaro non dovrebbe fare il sindaco. Lo pensa, come lo sostengono in realtà in molti dell'opposizione da anni, anche l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che col primo cittadino ha avuto a che fare in più occasioni, così come con Renato Boraso, che fu presidente del Consiglio Comunale durante la sua legislatura. Uno può fare tutte le blind society di questo mondo, può fare tutto quello che vuole, che rimane un personaggio imprenditoriale importante che ha interessi profondi e del tutto legittimi in ogni settore. Una persona che ha tanti e così diffusi interessi imprenditoriali è bene che non faccia il sindaco. Dopodiché, altra cosa sono le accuse a Boraso, che mi auguro davvero, anche per amicizia e per simpatia con Boraso, che si dimostrino infondate. Poi l'ex sindaco commenta la richiesta di dimissioni a Brugnaro da parte delle opposizioni, a cui in aggiunta lancia un chiaro messaggio. Se non dovesse succedere niente, che cosa dovrebbe accadere? Insomma, perché onestamente, perché dovrebbe dimettersi? Che le opposizioni pensino a questo punto di presentare una squadra, una candidatura decente tra un anno, si andrà a votare nel 25. La carriera, politica di Brugnaro è certamente finita, questo non c'è dubbio alcuno, perché sia il primo a saperlo e a riconoscerlo.
non solo per questo, ma anche per tutte le stupidaggini che ha fatto il gruppo dei moderati, eccetera, eccetera, no? Quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni per un cambio di guardia al Comune di Venezia, ma dipenderà da come giocano, perché se giocano come le ultime volte, allora sono spacciati. E intanto chiama alla prudenza il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Credo che la parola d'ordine sia prudenza, nel senso che ci sono delle indagini in corso, è giusto che venga fatta chiarezza. E in questo momento io francamente non ho elementi per poter giudicare la vicenda, spero che quanto prima venga fatto chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato, come sempre è giusto che paghi, se qualcuno non ha sbagliato è giusto che gli venga restituita anche la serenità. E stasera Luigi Brugnaro sarà presente all'inaugurazione del ponte votivo a Venezia per il Redentore. Si parla di possibili proteste, ma insomma seguiremo ovviamente anche nel corso della giornata come si evolverà la situazione a Venezia. Ovviamente abbiamo dato conto anche delle reazioni, le reazioni politiche a questo terremoto giudiziario. Noi oggi ovviamente siamo venuti in Consiglio Comunale perché speravamo che la notte avesse portato consiglio il sindaco Brugnare, che quindi oggi si presentasse a riferire politicamente di quanto sta accadendo. Purtroppo il sindaco continua a nascondersi. Oggi più che mai davanti a quello che sta accadendo, e vorrei sottolinearlo, non è semplicemente un sindaco indagato, che è già una cosa molto grave, non è semplicemente, se così si può dire, un assessore alle carceri purtroppo, ma è tutta la macchina amministrativa, le funzioni apicali della macchina amministrativa che sono state indagate, dal direttore generale al vice capo di gabinetto a diversi funzionari apicali delle partecipate. Questo mai era successo nella storia del Comune di Venezia. Le opposizioni in Consiglio Comunale, oggi dai toni decisamente distesi rispetto alle proteste ai tafferugli di mercoledì, continuano a chiedere un intervento del sindaco, che aveva annunciato attraverso una nota la sua presenza invece al 9 settembre, dopo la pausa estiva dei lavori dal 1 agosto al 1 settembre. Il sindaco deve venire a riferire, infatti oggi presenteremo le firme perché venga convocato un consiglio straordinario. Ciò non toglie che davanti a un atteggiamento così irresponsabile di un sindaco che non si fa vedere, che non ci mette la faccia, che non dimostra il coraggio di venire a riferire al Consiglio Comunale e quindi alla città, non ci possono essere che le dimissioni davanti a questo scenario veramente inquietante che si è aperto davanti agli occhi di tutti noi. Dimissioni che Brugnaro al momento non ha alcuna intenzione di dare, come riferito dal suo legale. Sembra però che domani il primo cittadino interverrà nel corso del Consiglio metropolitano a Ca' Corner ed è arrivata conferma che sarà anche all'apertura del ponte votivo in occasione della festa del Redentore. Nel frattempo sul sito del Comune si legge la revoca di numerose commissioni che si sarebbero dovute svolgere proprio nei prossimi giorni. Ora la politica deve tornare al governo di questa città e perché ciò accada bisogna andare alle urne. Noi del centro-sinistra abbiamo una piattaforma politica ben definita che va dai temi della residenza, al turismo, dell'economia, dei servizi sociali e quindi siamo pronti a misurarci col giudizio degli elettori e siamo pronti a riportare la fiducia nell'amministrazione, che è la cosa più importante che oggi deve essere ripristinata nella nostra città. Ci collegheremo tra poco con Lucio Zanato per gli ultimi particolari della tragedia che ha colpito una famiglia veneta, la cui bambina di 5 anni è morta soffocata dal caldo nell'auto dove era stata dimenticata dal padre. Vediamo il titolo del Gazzettino: Agnese chiusa in auto per 5 ore, muore di caldo. Si indaga sulla presenza del dispositivo salva bebè. La famiglia difesa da tutti, può capitare a chiunque. Sentiremo Lucio Zanato tra poco, intanto però andiamo avanti con la cronaca, con i furti nelle abitazioni, è davvero una vera raffica di colpi a 2 ville, tant'è vero che si è riunito il Comitato Ordine e Sicurezza convocato dal prefetto. Per noi a 2 ville ci sono Luisa Bertini e Andrea Benetti, sentiamo.
Escalation di furti in abitazione qui a Due Ville. I primi 6 mesi dell'anno si registra un aumento del 20-30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, al punto che il prefetto ha deciso di convocare proprio qui in municipio un comitato ordine e sicurezza. Siamo in compagnia del sindaco che ci spiega quali sono adesso le misure che saranno messe in campo. Sì, voglio intanto ringraziare per la celerità il prefetto e il questore che stamattina in una settimana hanno deciso di organizzare appunto questo evento qui in Comune a Due Ville. È un segnale alla cittadinanza che c'è la presenza dello Stato. Come amministrazione praticamente sono 4 i punti che stiamo portando avanti. Il primo è una convenzione che faremo con un'associazione carabinieri in congedo e che presidierà nelle ore serali il territorio, andando a contattare eventualmente persone che avessero disagi o bisogno di attività. La seconda è la videosorveglianza. In questo momento Due Ville ha un parco di 25 telecamere, un po' vetuste, che andremo a sistemare, ma andrà implementata con altre 20 telecamere. Qui arriveremo a un parco di circa 45-50 telecamere e andranno sistemate nei punti sensibili, piazze, cimiteri, punti dove effettivamente ci creeranno problemi. Andranno installati altri 4 target system che consentono di monitorare il territorio. La terza cosa che andremo a fare è un controllo di vicinato. Ormai i comuni importanti, la città di Vicenza ce l'hanno tutti, è uno strumento efficace, importante, dove i cittadini sono coinvolti ed esplicano un'attività di compartenariato per riuscire a dare presidio a quelle che sono le loro zone. L'ultimo appunto è quella degli impianti d'allarme. Stiamo definendo una convenzione con una ditta importante italiana che a prezzi molto calmierati darà la possibilità alle persone, a pensionati, a chi non ha mezzi importanti di installare un impianto di allarme al quale sia collegato il servizio di vigilanza che viene a fare il controllo. Sarà un contratto della durata di circa 36 mesi che però consente alle persone che non hanno grandi possibilità di avere un impianto di allarme e di essere monitorate nel momento del bisogno. Ecco, l'avete sentito, tante le misure in campo, tra cui anche il potenziamento dei controlli, e su questo noi abbiamo sentito anche il prefetto che vi facciamo ascoltare insieme. I servizi straordinari di controllo del territorio li faremo su una duplice direttiva, una mirata ai reati contro il patrimonio e quindi a infrenare quegli atti vandalici posti in essere da giovani generazioni, quindi con l'utilizzo delle unità cinofile della Guardia di Finanza, con le associazioni sul territorio, l'associazione Carabinieri in congedo, miriamo a svolgere un'attività sui parchi pubblici, con i controlli straordinari sul territorio, e quindi stiamo verificando anche di pianificare una operazione ad alto impatto, quindi proprio per sull'altra direttrice, proprio finalizzata a adottare una strategia un po' più efficace per frenare i furti in abitazione. Ovviamente da questi servizi straordinari poi derivano tutti gli esiti che sono utili per le attività di indagine che vengono demandate alle forze di polizia territoriali. Ladri scatenati anche in provincia di Padova. A Mestrino un ristoratore si è trovato di fronte il ladro che stava tentando di aprire la cassaforte con un flessibile. Entrati in casa e nel ristorante nel cuore della notte. Erano in 4 i banditi che intorno alle 2 di mercoledì hanno assaltato il locale con annessa abitazione Bosco Mardigliana di Mestrino. All'interno il proprietario Antonio Coltro, solo in casa con il suo cane in quel momento. Sono entrati prima perché con le telecamere abbiamo visto i passaggi, sono entrati, hanno perlustrato prima il ristorante portando le mance dei camerieri e poi sono saliti. Un lavoro da professionisti che dopo aver arraffato il denaro in contante e un coltello ritrovato dopo 2 giorni si sono diretti alla cassaforte toccando solo quello che era necessario. Per aprirla la banda ha usato un flessibile potente che ha permesso in pochi minuti di arraffare quanto c'era all'interno, gioielli di famiglia e dei contanti. Durante la fuga il faccia a faccia tra i banditi e il ristoratore. Io sono stato svegliato dal cane, a dire la verità. Fortunatamente mia moglie, che dorme in un'altra stanza, in un altro piano, non c'era. L'avevo accompagnata al mattino in stazione, è andata a Roma, è ancora a Roma. Per fortuna, perché in quella stanza sono passati, hanno aperto qualche cassetto. Ho fatto
l'inizio di una colluttazione quando hanno colpito il cane, l'ha picchiato, allora io sono andato contro, mi ha rovesciato per terra e mi ha tirato dietro una lampada in ceramica grossa, grande, non mi ha preso però. Non dorme da 2 giorni il ristoratore che ha sporto denunce ai carabinieri, ma sconsolato ci racconta come in via Tevere non sia il primo colpo. Sono passati su 3 abitazioni in questa via. Si ripete costantemente sta roba, vuol dire che insomma c'è anche poca sorveglianza. È inutile che mettano le telecamere all'inizio del paese quando la via De Fugas e dall'altra parte che non vede niente. Una zona flagellata, quella a ovest di Padova, anche a Villafranca Padovana l'ennesimo furto, rubati da un'azienda 2 potenti trattori agricoli. Anche i trattori ovviamente nel mirino dei ladri che abbiamo visto a Vicenza, a Padova, e vediamo anche cosa hanno combinato a Treviso, a Sant'Andrà di Poveglià. Ho sentito mia sorella che chiamava Davide papà, non capivo perché mi chiamasse, su quello che ho aperto gli occhi ho visto questa persona passarmi di fianco al letto e scavalcare il davanzale e buttarsi qui sopra il portico e poi qui sul giardino, e un'altra persona qui dove adesso c'è il furgone che stavano scappando praticamente, quindi li ho visti così passare di corsa. Lo spavento è stato abbastanza importante. Davide è uno dei 4 figli della famiglia Marconato che nella notte ha vissuto attimi di panico. Era da poco passata la mezzanotte quando dei malviventi si sono intrufolati al secondo piano della loro abitazione in vicolo Mazzini a Sant'Andrà e hanno tentato di rubare, ma hanno trovato una famiglia reattiva che li ha messi in fuga. Avevano da poco finito di cenare con degli amici e la signora Tania stava riposando sul divano in attesa di andare a dormire. Sento Davide, il figlio secondo, che grida, e lì ho vissuto un momento di terrore perché ho pensato che stesse male, siccome l'anno scorso gli era capitato un malessere che era svenuto, e la prima cosa è stato oddio adesso cosa è successo, e sono arrivata su. Come sono arrivata dalla scala ho trovato lui, i Chen, tutti e 3 i figli insomma che vivono qui, e lui tutti concitati, uno era scappato, è saltato, era uno, poi ce n'era un altro, insomma questa è stata la dinamica. I minuti sono stati credo non 5 di quello che ci ho impiegato a raccontare, forse meno. Per dove sono entrati dobbiamo ricostruire, ma non è importante, è importante che stiamo bene e che non ci hanno toccato. I ladri hanno portato via un portagioia dal grande valore affettivo e un orologio della mamma, ricordo prezioso, ma la famiglia era già stata visitata nel 2015 da altri malviventi che avevano invece rubato molto di più. E nella notte un'altra famiglia del vicinato ha ricevuto una visita non gradita. Questa mattina, mentre erano dai carabinieri a fare la denuncia, è arrivata questa coppia che anche loro hanno avuto la visita, però loro si sono resi conto questa mattina quando si sono svegliati per andare al lavoro. Vedremo anche i ladri in azione a Castelfranco, ma prima vediamo cosa è successo a Quinto di Treviso, dove ha preso fiamme un furgone e attimi di paura perché è successo vicino a un distributore di benzina. Sentiamo diretta telefonica Edi Kaliman. Verso Scorzè ci è arrivata questa notizia, all'inizio sembrava un incendio divampato proprio al distributore, fortunatamente si trattava di un furgoncino a bordo 2 persone, un furgoncino frigorifero di una ditta di alimentari che stava appunto trasportando merce. A un tratto i 2 a bordo ci hanno raccontato, ancora scossi, che hanno cominciato a vedere del fumo uscire dal cofano lato passeggero e hanno cominciato a non vedere più la strada perché il fumo ha invaso anche l'abitacolo. Hanno cercato la prima piazzola di sosta disponibile cercando di stare lontani da macchine o oggetti sensibili. Questa la prima che hanno trovato, non so se riusciamo a far vedere le immagini in diretta grazie al contributo della regia, una piccola piazzola di sosta all'entrata del distributore Vega di Quinto di Treviso. Sono stati attimi di paura per tutte le persone intorno. Qui accanto c'è anche un concessionario d'auto, un fatto che poteva diventare di fatto una tragedia, anche perché
Si parla appunto tra la gente che c'è ancora qui un po' attonita di tragedia sfiorata, proprio perché il furgoncino si è posizionato accanto a un distributore che eroga anche GPL, quindi la strada nel momento dello spegnimento delle fiamme è stata anche temporaneamente chiusa per evitare ovviamente il peggio. Tempestivo il pronto intervento dei vigili del fuoco che hanno domato in poco tempo le fiamme. Sul posto ci sono ancora qui i carabinieri, i vigili del fuoco, polizia locale per i rilievi del caso, per capire da dove siano e perché queste fiamme siano divampate in modo così impetuoso all'interno del vano motore del furgone. Anche l'ambulanza e i sanitari del SUEM 118 per medicare i 2 passeggeri che paiono leggermente intossicati, ancora un po' sotto shock, ma non hanno perso i sensi. Non c'è attualmente nessun ferito. Questa è la situazione da Quinto. Direttore, se hai domande, altrimenti restituisco la linea. Grazie Edi, grazie molte. Edi Kaliman da Quinto di Treviso. Andiamo avanti con i ladri a Castelfranco, però poi appena possibile ci collegheremo con Lucio Zanato per gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte di Agnese, la bimba di 5 anni che è stata dimenticata dal padre nell'auto e che è morta per il gran caldo, è rimasta 5 ore nell'auto. A Castelfranco il Parco Due Mulini è ancora al centro del dibattito cittadino, la denuncia del consigliere Beltramello che dice sono stati rubati soldi e cellulari durante il compleanno di mio figlio. Vediamo. Simbolicamente che in un centro di quartiere i ragazzi mentre fanno i compleanni o si divertano debbano stare attenti a furti o vandalismi non è appropriato, non è giusto e bisogna risolvere questa cosa. La denuncia arriva dritta dal consigliere Beltramello del gruppo Castelfranco Merita. Al centro, ancora una volta, il parco inclusivo Due Mulini, da anni bersaglio di vandalismi e danneggiamenti alle strutture del centro. Situazione entrata anche nel dibattito dell'ultima assemblea comunale, dove è stato segnalato un episodio di furto durante la festa di compleanno del figlio del consigliere. Avevano lasciato i cellulari sopra il tavolo e poi alla fine, diciamo, quando si è mangiato la torta, che ognuno si è ripreso i suoi cellulari, 2 non c'erano più. In più poi quando sono andati a riprendersi gli zaini vicino ai bagni purtroppo hanno rubato anche il denaro. Un fatto che apre un dibattito più grande, secondo Beltramello, sociale e politico. Il parco dice ha necessità di essere sorvegliato, più telecamere, più sorveglianza attiva. Richiesta che i volontari del centro muovono da tempo all'amministrazione e che, stanchi della situazione, hanno deciso di chiudere temporaneamente il parco. Problemi di vandalismo ma non di sicurezza, fa sapere il sindaco, che annuncia presto un incontro con il direttivo. Ci sono alcuni elementi che meritano essere approfonditi, senza nulla togliere al volontariato che rispetto a quel centro ha dato tanto sinora, però è altrettanto vero che è l'unico centro che sta creando problemi e quindi bisogna approfondire, capirne le cause ed eventualmente individuarne le soluzioni. Dialogo difficile tra le parti, tra botta e risposta, ma la volontà di trovare un punto comune c'è. Purtroppo l'amministrazione di Castelfranco non ha ritenuto di intervenire finora, finché c'è stata questa escalation che ha portato ai volontari che gestiscono il quartiere a dire non ce la facciamo più. Credo che il tema oggi non sia sufficiente mettere telecamere per mettere in sicurezza questo luogo. Bisogna cercare di capire se il progetto è ancora valido rispetto a quel centro lì, che si è sempre caratterizzato per essere un centro inclusivo e sembra stia andando nella direzione invece esattamente opposta. Andiamo in diretta a Treviso da Francesca Bozza perché c'è stata una vasta operazione antidroga in tutta la Marca trevigiana. A te la linea, Francesca. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Hai detto giustamente tu operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Montebelluna, insieme a me il comandante. Buongiorno a Maggiore Domenico De Luca, grazie per essere con noi Maggiore. Carabinieri che hanno arrestato due persone, entrambe della zona del Montebellunese, un 43enne e un 36enne, ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo ad essere fermato dai militari è stato
il 43enne a bordo della sua auto e fermato dopo diversi chilometri. Si era allontanato dall'abitazione del 36enne e nell'auto che cosa avete trovato, comandante, e perché vi siete concentrati su questa persona? Noi tenevamo già d'occhio l'abitazione perché era ritenuta un punto di spaccio, quindi ritenendo che ci fosse stata una cessione di stupefacenti abbiamo fermato il probabile acquirente. Effettivamente all'interno della vettura, all'esito della perquisizione, abbiamo rinvenuto un etto di hashish e un etto di marijuana, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento. Però il quantitativo più ingente di droga è stato trovato poi in un successivo controllo all'interno dell'abitazione dell'altro arrestato. Sì, avuta conferma appunto dell'acquisto dello stupefacente, ci siamo portati presso l'abitazione e all'esito della perquisizione sono stati rinvenuti 3,5 kg di hashish e 3 kg di marijuana. Quindi un quantitativo ingente per il nostro territorio, droga, sostanza stupefacente che molto probabilmente sarebbe poi finita nelle piazze della Marca Trevigiana, probabilmente nell'ipotesi soprattutto nell'area del Montello, e i clienti chi sarebbero stati probabilmente, comandante? Solitamente il focus della tipologia dello stupefacente hashish e marijuana è sui giovani e giovanissimi. Noi riteniamo che questi svariati chili di stupefacente avrebbero rifornito tutto l'Alto Trevigiano e con focus particolare appunto su ragazzi giovani e giovanissimi. Giovani e giovanissimi che probabilmente avrebbero assunto questa sostanza stupefacente in occasione di feste o rave party, e quindi questo dà la misura di quanto siano importanti, quanto sia stata importante questa operazione antidroga dei Carabinieri. Grazie al comandante De Luca. La linea può tornare allo studio, direttore. Grazie Francesca, grazie, complimenti agli uomini dell'Arma. Vediamo il Corriere del Veneto sulla tragedia di Marcon, la bimba morta nell'auto di papà sotto il sole. La scoperta dei colleghi, il padre disperato che ha preso a testate un furgone. Andiamo subito in diretta da Lucio Zanato che è di fronte all'abitazione della famiglia, poi sentiremo alle 13 il dottor Mirko Casteller, lo psicologo, lo psicoterapeuta, che parlerà di quel che succede, un cortocircuito nella testa di padri di famiglia e di altre persone che purtroppo si distraggono. Lucio Zanato in diretta, grazie. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo in via Paolo Veronese, dietro le mie spalle è la casa di Sirio Chinellato e Gloria Lugato. Siamo in via Veronese qui a Zerman, che è una frazione di Mogliano, e sono chiusi naturalmente nel loro dolore la famiglia Chinellato, che vive a Zerman da 5 anni. È una famiglia che proviene da Salzano, lei invece è di Robegano, quindi famiglia veneziana che ha trovato qui, probabilmente per questioni lavorative, l'abitazione, e qui viveva con le due figlie, con la prima figlia di 2 anni e poi appunto con la piccola Agnese che purtroppo ieri è morta all'interno dell'auto del padre, che probabilmente in un momento di blackout si è completamente dimenticata di averla in auto. Se ne è accorto solo dopo una segnalazione dei colleghi che sono usciti durante la pausa pranzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Oggi proveniamo da Mogliano, dove il sindaco Bortolato ha tenuto un incontro con i giornalisti chiedendo di tenere da conto del dolore della famiglia, quindi di essere i più possibili delicati per questa tragedia che ha già un inizio e una fine, se una fine si può definire, perché comunque dietro a tutto questo c'è sì il blackout, ma c'è anche il fatto che quest'auto era sprovvista del dispositivo che sarebbe obbligatorio dopo i tanti bambini morti nella stessa maniera di Agnese, questo dispositivo che avverte appunto la presenza di una bambina e di un bambino all'interno dell'auto. Purtroppo l'auto di Sirio ne era sprovvista e questa è la tragica conseguenza. Sindaco che ha anche posto l'attenzione sui tanti che stanno scrivendo e stanno telefonando in municipio per esprimere la propria solidarietà a questa famiglia toccata profondamente da questo
questo dolore, e il sindaco anche che si fa promotore, diciamo così, di una maggiore sensibilizzazione per quanto riguarda appunto l'utilizzo di questo strumento che, ricordiamo, è obbligatorio dopo quanto accaduto proprio con legge nazionale. Uno strumento, una tecnologia che dovrebbe essere, almeno se ne parlava durante la conferenza, quasi automatica, cioè dovrebbe essere inserita all'interno delle auto come ci sono i fari, come ci sono le frecce, proprio perché permette di salvare delle vite umane, perché non sembra mai che capiti a te, non sembra mai che possa capitare a te, invece come succede appunto la tragica fatalità, quella è stata sottolineata dal sindaco Bortolato, è quella che appunto fa a volte scaturire queste tragedie. Poi abbiamo anche il commento del parroco Paolo Cagnin, Don Paolo Cagnin, che ieri sera ha incontrato la famiglia e che non fa altro che dire: dobbiamo dare il massimo della solidarietà a questa famiglia che in questo momento è avvolta da un dolore davvero eccezionale, davvero importante. Altro dato invece è che la famiglia ha voluto che comunque l'altra figlia di 2 anni continuasse a proseguire, diciamo così, nel suo percorso all'interno dell'asilo, perché sia il meno possibile turbata da quanto è successo alla sorellina, che ieri purtroppo è morta. E adesso io direi che potremo vedere insieme il servizio che è stato preparato dalla redazione e poi restituire la linea allo studio. Sono stati i colleghi del padre Sirio Chinellato a lanciare l'allarme, ad accorgersi che quella bimba chiusa nell'abitacolo dell'auto non ci doveva stare. Agnese, 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 grida il papà uscito dagli uffici mentre si mette in moto la macchina dei soccorsi. Non basta aprire la portiera e far circolare l'aria, sono attimi concitati di angoscia, troppe le ore trascorse dalla piccola nella canicola di luglio, in giorni record sul fronte delle temperature, la mobilitazione nel primissimo pomeriggio nel piazzale della Lodes, azienda nell'area industriale di Marcon, in via Pialoi, sono le sirene dei soccorsi a squarciare un pomeriggio di caldo e afa. Ho visto l'ambulanza, ho sentito l'ambulanza, verso l'una penso che... In base a una prima ricostruzione il decesso sarebbe stato causato da un tragico errore. Sirio Chinellato, residente a Zerman di Mogliano, andando al lavoro avrebbe lasciato la piccola in macchina anziché accompagnarla all'asilo dove era attesa alle 8 circa. Probabilmente una tragica dimenticanza, un blackout della mente. Di certo Agnese è rimasta troppo tempo nell'abitacolo, diventato incandescente nel corso della mattinata, una vera e propria trappola, un'agonia lunga quasi 6 ore. Non sono nemmeno le 14, l'ambulanza del 118 arriva in pochi minuti e porta la piccola d'urgenza al pronto soccorso. I tentativi sono disperati, la rianimazione cardiopolmonare va avanti quasi 2 ore. Tra Marcone e Zerman di Mogliano, dove la famiglia risiede, cala il gelo. Papà Luca, mamma Gloria, accorsa all'Angelo, vengono supportati dall'equipe di psicologi dell'ULS 3. Una notizia che strappa il cuore, commenta il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Una precisa richiesta arriva invece da Matteo Romanello, sindaco di Marcona, cittadina già provata dalla tragedia di Alex Marangon. Chiedo a tutti di astenersi da qualsiasi commento che in questo momento sarebbe senza alcun dubbio fuori luogo. Sono sconvolto per la dinamica di questo tragico evento e sono vicino alla famiglia in questo momento difficile. Le parole di Romanello. Una prima indagine è chiaramente in corso. I carabinieri si stanno muovendo con cautela. Servizio di Cristiano Arboite, grazie a Lucio Zanatto e a Nicoletta Rizzetto che erano in diretta davanti all'abitazione della famiglia così duramente colpita. Ci sarà una nuova ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore qui in Veneto. Dalla tarda mattinata di oggi, progressivo aumento dell'instabilità a partire dalle zone montane e pedemontane, con probabili rovesci e temporali anche intensi, con locali grandinate e forti raffiche di vento. Possibile estensione dei fenomeni dalla serata anche sulla pianura, dove non si escludono locali fenomeni intensi fino alle prime ore di sabato. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido fino a domani mattina. È previsto il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria. E proprio un anno fa Tezze sul Brenta era stata duramente colpita dal maltempo, però ci sono ancora case scoperchiate e ristori non ancora ricevuti. Andiamo subito in diretta da Mirko Cavallini.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come c'è il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Allora, vi aggiorno intanto sul meteo. Dicevi zone montane. Ecco, il Monte Grappa mezz'ora fa era quasi sgombero di nubi e adesso insomma comincia a caricarsi. Renzo Rigon forse riesce a farvi vedere i cumuli che si stanno ingrossando appunto sul Monte Grappa. Un anno fa era caldo come in questi giorni e poi, sindaco, intorno alle 20 avremo anche delle immagini che ricordano quei tragici minuti, perché si è trattato tra le 20:10 e le 20:30 davvero di pochi minuti di una frustata di grandine terribile. Sì, certo, eravamo in consiglio comunale, stavamo facendo l'ultima seduta prima dell'estate dell'anno scorso, circa verso le ore 21 sono stato chiamato dai vigili del fuoco che mi hanno appunto segnalato l'immediata urgenza di attivare il COC e la protezione civile, perché c'era un'emergenza notevole in tutto il nostro territorio, e quindi abbiamo fatto velocissimamente il consiglio e ci siamo tutti quanti noi amministratori andati qua in questa zona per poter dare una mano e per poter coordinare lo stato di emergenza. La zona è quella in cui ci troviamo fra le località di Stroppari e di Campagnari, e l'abbiamo scelta simbolicamente perché da una parte, Renzo Rigon adesso ve le fa vedere, c'è una casa ancora col tetto in lavorazione, dall'altra invece un tetto fra i tantissimi già conclusi. Insomma, tutti hanno messo mano, anche perché nelle case, sindaco, bisognava pure abitarci. Certo che sì, insomma noi abbiamo dato un aiuto immediato, ringrazio sempre i vigili del fuoco che si sono attivati, ringrazio la protezione civile anche regionale perché abbiamo avuto un notevole aiuto da parte loro, ci sono state squadre che sono venute dal Bellunese, dal Trevigiano, dal Veronese, che in 15 giorni lì sono stati veramente impegnativi per il nostro territorio. Qualche numero per dare le dimensioni del fenomeno? Sì, vi do gli ultimi. In buona sostanza entro i primi di dicembre dell'anno scorso abbiamo fatto la raccolta di tutte le domande di questi danni. 66 sono state le domande presentate da persone proprietarie di edifici produttivi per un importo complessivo di richiesta danni di 8 milioni di euro e 569 le domande dai proprietari di residenze per altri 18 milioni di euro, quindi 24 milioni di euro totali sono quelli relativi alle domande che hanno presentato richiesta. Non sono solo questi i danni, perché ovviamente tanti che avevano l'assicurazione non hanno neppure tentato di fare la domanda, anche perché ad oggi ristori non ne abbiamo avuti. Appunto, il tema è quello, 26 milioni stanziati per le emergenze di maggio, ma proprio ieri i sindaci del Vicentino hanno detto non bastano nemmeno per noi, se solo voi ne avete avuti 24 di danni, che speranze ci sono? Sì, non lo so, io spero che questi 26 milioni di euro che sono stati stanziati fossero rivolti solo agli edifici e alle strutture pubbliche, quindi che non riguardassero certo gli edifici privati, ma ad oggi insomma risposte non ne abbiamo. Ho sentito l'ANCI che sta coordinando per il commissario incaricato dallo Stato dalla protezione civile, ci ha risposto a metà aprile che al momento loro hanno fatto tutta la parte istruttoria, non hanno ancora ricevuto informazioni né sulla quantità né sui tempi per l'eventuale erogazione di questi contributi. Qualche cittadino che abbiamo incrociato adesso incrociava, scusate il gioco di parole, le dita per le previsioni di stasera. Sì, speriamo, c'è un'allerta arancione, le notizie insomma sono di prudenza, speriamo che non succeda nulla, o meglio che succedano cose insomma che non siano riconducibili ai fatti dell'anno passato. Grazie sindaco, direttore, con questo è tutto da Tezze sul Brenta con Renzo Rigonti, restituisco la linea. Grazie molte a Mirko Cavallin, al sindaco di Tezze sul Brenta, e come diceva Cavallin i sindaci dell'Alto Vicentino sono sul piede di guerra proprio per gli stessi motivi, hanno chiesto un incontro in prefettura, vediamo. 2 mesi esatti dal maltempo che ha devastato e messo in ginocchio molti comuni dell'Alto Vicentino. Questo è il Ponte delle Galline a Malo, luogo diventato il simbolo dei danni e della paura di quei giorni, spazzato via il 16 maggio dalla piena del torrente alimentata dalle piogge. Una strada che spezza in due il quartiere con i residenti che attendono il ripristino. Il disagio è di andare in paese, perché ci vuole la macchina per fare la spesa, per queste cose insomma.
però lo facciamo e aspettiamo che ripristino. Solo uno spaccato della situazione che riguarda diversi comuni dell'Alto Vicentino, Malo, Isola Vicentina e Monte di Malo, che hanno subito danni ingenti. Sindaci che chiedono risposte per quanto concerne i risarcimenti e la convocazione di un tavolo allargato per far fronte comune e affrontare non solo questa, ma anche le future emergenze. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto in prefettura coinvolgendo provincia, regione e tutti i nostri rappresentanti a livello nazionale, oltre che tutti gli enti sovracomunali, Genio e Consorzio, per mettere nero su bianco su quali sono le strategie da mettere in campo e quali, diciamo così, risorse effettive arriveranno ai nostri comuni. Nel frattempo il governo parla di tagli alle spese correnti degli enti comunali e i primi cittadini si domandano invece con quali stanziamenti affrontare e garantire la sicurezza a privati e aziende. A 2 mesi da quei fatti sappiamo che il governo ha stanziato questi 26 milioni e 100 mila euro che però basterebbero appena per chiudere, come dire, i conti dei comuni, dei 3 comuni qui presenti oggi, perché solo nel nostro territorio abbiamo dimensionato 20 milioni di euro. Abbiamo bisogno di risorse ingenti per riuscire a risistemare quantomeno e a tappare qualche falla, perché la nostra situazione anche a livello di prevenzione deve essere monitorata, deve essere sostenuta, altrimenti non possiamo garantire la sicurezza nei nostri territori. E passiamo dall'acqua ai fuochi artificiali in realtà, perché c'è l'ipotesi di una mano pirata per l'incidente dei botti di Malamocco di domenica scorsa. Ricorderete, questi fuochi artificiali caddero in mezzo alla folla causando anche dei feriti e quanto emerge dalle indagini che sono ancora in corso. Potrebbe esserci la mano di uno o più sabotatori in merito all'incidente dei fuochi d'artificio di Malamocco, caduti domenica sera scorsa ad altezza uomo con pezzi incandescenti che hanno causato il ferimento di 10 persone, tra cui un bimbo di 10 anni, dimesso soltanto nelle scorse ore dall'ospedale, dopo le ustioni di primo e secondo grado riportate alle gambe. È una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che non escludono il pirata o i pirati dei fuochi di Malamocco possano aver agito indisturbati da una barca o più probabilmente da un pontone, e da qui che pare possano aver sparato i fuochi pirotecnici a 250 metri dalla riva. Distanza quest'ultima infatti impossibile da raggiungere per i fuochi in questione, per la peculiarità e la specificità degli stessi, vista il raggio di caduta di 80 metri e non di più. A confermarlo anche le analisi degli inquirenti con carabinieri e vigili del fuoco. Attestano come domenica distanza di sicurezza e prescrizioni fossero invece a norma. Si sta continuando ad indagare, puntualizza oggi il prefetto di Venezia Darco Pellos. Ci sono delle indagini in corso, verranno accertate se ci sono delle responsabilità, comunque un episodio negativo nella gestione di eventi di questo genere che ha bisogno di essere approfondito. Dunque è stato davvero un pirata o più umani a sabotare i fuochi di domenica a Malamocco? Gli inquirenti lanciano un appello: contattate le forze dell'ordine se qualcuno fosse in possesso di immagini utili alle indagini, magari girate anche con il drone. Diversamente, se l'ipotesi dei pirati prendesse corpo, gli stessi potrebbero agire nuovamente e potrebbero esserci nuovi feriti o peggio anche delle vittime. Servizio di Anna Maria Parisi, oggi in regia ci sono Francesco Ceron e Simone Merlo. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi perché poi avremo in diretta Skype il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta. Gli chiederemo cosa può accadere nella mente di un uomo che si dimentica la bambina nell'auto in una delle giornate più calde di questi ultimi giorni.
vediamo con Bassano del Grappa, dove c'è stata l'operazione della questura e il parcheggio Gerosa liberato dai nomadi che occupavano le piazzole di sosta. Il sindaco Nicola Finco aveva promesso tolleranza zero per chi non rispetta le regole e così è stato. Il gruppo di camperisti nomadi che da oltre un anno occupava le piazzole di sosta nel parcheggio Gerosa è stato fatto sgombrare. In mattinata l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, in un'operazione coordinata insieme alla questura e alla polizia locale, si è presentato sul posto trovando massima collaborazione, che quindi ha reso agevoli le procedure di allontanamento dei nomadi dall'area. Abbiamo identificato i soggetti, abbiamo fatto capire che non c'erano margini e bonariamente abbiamo pensato di invitarli a uscire. Onestamente, dopo qualche timida resistenza hanno aderito e abbiamo avuto qualche difficoltà perché qualche camper non partiva e li abbiamo accompagnati all'esterno di questo parcheggio Gerosa. Non posso dire che c'è stata grossa difficoltà da parte nostra nel invitarli e nel portarli all'esterno. Adesso stiamo valutando insieme a loro di accompagnarli in un posto minimamente attrezzato che possa in qualche modo venire incontro alle loro esigenze, per evitare di creare disagi in altri quartieri del Bassanese. Provvisoriamente il gruppo di nomadi, composto da 10 persone residenti nel comune di Bassano e 3 camper, è stato scortato in quartiere Pre, dove sosterranno per qualche giorno in attesa di una collocazione definitiva. Una scelta che ha già fatto salire la tensione proprio fra gli abitanti della zona, ma ribadisce l'assessore Campagnolo, si tratta solo di temporeggiare alcuni giorni, durante i quali verrà potenziato il servizio di sorveglianza in tutta l'area. Importante era risolvere il problema del Gerosa. Adesso cerchiamo che il problema risolto non ne crei altri, quantomeno. Servizio di Alex Giuliano. Intanto il nuovo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, ha rassicurato i residenti del quartiere Pre. Il primo passo è stato fatto, di questo ovviamente ringrazio il commissariato della polizia qua di Bassano del Grappa, che ha lavorato in sinergia con la polizia locale e l'assessore della sicurezza e hanno risolto, diciamo, questa criticità che vedeva ovviamente l'occupazione di questa piazzola riservata ai camperisti da parte di questi nomadi ormai da più di un anno e mezzo. Quindi abbiamo messo in sicurezza quell'area, i nomadi sono stati spostati, ricordiamoci che questi sono residenti a Bassano, quindi non è che noi li possiamo cacciare dal territorio comunale, ma va trovato una soluzione, quindi un'area dove poter mettere questi 3 camper senza ovviamente arrecare danni alla città, alla popolazione, quindi ovviamente garantendo anche la massima sicurezza dei nostri cittadini. Provvisoriamente i nomadi sono stati alloggiati, collocati in quartiere Pre. Sì, questa mattina sia il commissariato che la polizia locale hanno individuato quell'area, quel sito dove metterli temporaneamente. Io ovviamente mi scuso con gli abitanti di quartiere Pre perché so che ovviamente queste presenze creano magari sempre un certo timore, una certa preoccupazione, però ci sarà un monitoraggio H24, quindi con dei passaggi costanti di fronte a questo insediamento di nomadi, per un controllo nei prossimi giorni in attesa di trovare una soluzione definitiva, cioè un'area dove poterli mettere, perché ricordo sono cittadini bassanesi e non possiamo cacciarli dal territorio comunale. La tragedia di Marconna, la bambina di 5 anni dimenticata dal padre nell'auto sotto un sole con un caldo torrido, la bimba purtroppo è morta e ci si interroga su una distrazione che non è la prima volta che tanti altri casi del genere, madri e padri che hanno lasciato i bambini in auto sotto il sole. Vediamo il titolo della Nuova Venezia: le grida disperate, le testate contro un furgone, la tragedia del papà che ha dimenticato la figlia in auto. Credo che non ci possa essere un trauma più devastante. Ringrazio molto il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, spesso ospite delle nostre reti. Dottore, non è la prima volta, dicevo, no? Che cosa succede nella nostra testa? Perché può capitare a tutti, è una specie di cos'è? Un cortocircuito? Cosa accade?
Buongiorno, grazie dell'invito direttore. In realtà non dobbiamo fare l'errore di pensare che questi genitori non siano capaci di fare i genitori, anzi spesso quando succedono questi casi, ahimè rischiano di essere anche abbastanza frequenti, si nota nel momento in cui si fanno le perizie che hanno elevata capacità genitoriale. Quello che si è visto soprattutto nell'abbandono di minori all'interno degli abitacoli sono almeno 3 fenomeni principalmente. Il primo si è talmente presi dei pensieri quotidiani che non si è magari abituati, di solito succede ai padri, di portare i bambini, si segue il filo della quotidianità e si rischia di dimenticare la presenza del figlio in macchina. Perché? Perché magari lo si trasporta in casi eccezionali. Però anche c'è l'altro fenomeno, cioè l'eccesso di accudimento. Si è talmente vicini e talmente accudenti nei confronti dei figli che si pensa di averli già consegnati ai nonni o eventualmente averli fatti scendere direttamente dall'abitacolo. E c'è il terzo elemento che delle volte è una sorta di perdita di amnesia, cioè un'amnesia costante e perdita di memoria che è data da stress, da sovrastrutture di stress che magari i genitori rischiano di vivere. Quello che non si deve dire è che non ci sia capacità genitoriale, perché il fenomeno dimostra che è proprio il contrario. Dottore, cosa si può fare per prevenire queste imprevedibili mancanze di attenzione, perché come lei diceva purtroppo può capitare, ma può capitare in particolare a persone stressate, a persone che hanno altri problemi, che hanno molto a cui pensare al di là delle famiglie, dei figli. Sicuramente c'è una frequenza più alta con soggetti di questo genere. Il può capitare una terminologia che non va inflazionata però, attenzione, perché? Perché non possiamo abbassare l'asticella d'attenzione di un genitore. Non è che perché può capitare possiamo permetterci di delegare, io su questo sono molto contrario, ai cicallini o eventualmente ai passeggini di ultima generazione. Perché? Perché se nel caso in cui questi strumenti non funzionino all'interno degli abitacoli, lei comprende bene che la responsabilità non viene meno da parte dei genitori. Quello che è vero è che c'è un senso che sta cambiando, un senso di responsabilità nel fare il genitore. Si è forse troppo nei social, si è forse troppo nell'immaterialità e nel momento in cui si affronta la vita si è preso da talmente tanti impegni, delle volte superficiali, che non si è concentrati sui fondamentali della propria vita. Io mi chiedo, e lo pongo anche come riflessione, direttore, ma uno quando è in macchina e ha un figlio di pochi mesi, a cosa altro deve pensare se non al proprio figlio? Per quanto drammatica possa essere la propria esistenza, la propria vita di difficoltà economica, finanziaria, sociale, la priorità è la vita del figlio e questo non possiamo dimenticarcelo e non possiamo neanche utilizzare, se mi permette, dei surrogati tecnologici che dovrebbero sostituire la responsabilità dei genitori. Certo, ci aiutano, però possono essere inefficaci o possono fare degli errori anche quegli strumenti. Il figlio è una cosa importante, non possiamo parificarlo a null'altro e il trauma della perdita del figlio, se mi permette direttore, io lo devo dire con la massima trasparenza, ma lo dico anche ai miei pazienti quando vivono queste situazioni, è l'unico trauma che non si può rielaborare nell'essere umano, perché lei pensi, se un marito perde la moglie diventa vedovo, se la moglie perde il marito diventa vedova, se il figlio perde i genitori diventa orfano, ma se un genitore perde un figlio non c'è nessun termine al mondo che definisca quella caratteristica, perché è una parola che non si può pronunciare e lascia spesso un immenso silenzio dentro le persone. Dottore, le faccio ascoltare, vediamo una scheda che racconta dell'introduzione di questi seggiolini salva baby, la vediamo e poi la commentiamo.
15 bambini, diceva la scheda, morti negli ultimi 25 anni in queste circostanze, con gli americani che parlano appunto di questa Forgotten Baby Syndrome, proprio addirittura una sindrome. Sui seggiolini mi sembrava lei non fosse del tutto d'accordo, no, dottore? No, direttore, semplicemente io forse sarò una... Si è frizzato un attimo l'immagine, vediamo se riusciamo a riprendere i 4. No, c'è un problema tecnico, dottore, se ci sente. Adesso vediamo se di nuovo, no, non ancora, no, mi pare. Sì, io la sento bene. Ecco, vediamo se riusciamo. Allora, dicevo, non era abbastanza, non è sì, mi d'accordo. scusi. No, semplicemente forse sono una voce fuori dal coro, però lei ha visto la scheda che è stata preparata, è obbligatoria sotto i 4 anni e nei nuovi veicoli dopo il 2019. Per chi eventualmente non avesse qui materialmente, qual è il problema? Che come ci comportiamo nei confronti di quelle figure che non ce l'hanno nuovi? Poi c'è un altro dato importante. Sentite? Dottore, grazie. Purtroppo abbiamo sentito le ultime parole, quindi è stato comunque molto chiaro e come sempre molto efficace. Grazie dottor Mirko Casteller per essere stato con noi. Andiamo in pubblicità, no anzi scusate, sì, pubblicità con Francesco Ceron e Simone Merlo. Terranno lunedì mattina nella chiesa ortodossa di Loreggia i funerali di Stefan Cristoiu, il ragazzo che aveva tentato di salvare un suo coetaneo, un giovane dello Sri Lanka, che poi invece purtroppo è annegato, hanno perso la vita entrambi. Eroico il gesto di Cristoiu, che pur essendo un ottimo nuotatore è stato risucchiato da un mulinello del Brenta. Vediamo. Il funerale secondo rito ortodosso inizierà lunedì mattina alle 10. La famiglia, gli amici si preparano a dare l'ultimo saluto a Stefan Cristoiu, il 29enne di origine romena che domenica scorsa non ha esitato un attimo a gettarsi nelle acque del Brenta a Campo San Martino per tentare di salvare la vita a Ramesh Ganegedara. I vortici e le correnti del fiume, che in quel punto viene chiamato la Morta, hanno risucchiato tutti e due, ripescati poi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo di Stefan partirà poco prima dall'ospedale di Campo San Piero, dove la camera ardente sarà aperta per chi vorrà dare l'ultimo saluto dalle 8 di lunedì fino alle 9:40. A celebrare le esequie secondo il rito ortodosso padre Nequilai Postolaki e padre Christian Manasturean. Presenti in chiesa anche i compagni della Federazione Sportiva Braccio di Ferro, lo sport di cui Stefan era un campione, che ha annunciato che porterà il suo nome alla Coppa Italia, competizione di valore internazionale. Il corpo di Stefan poi riposerà nel cimitero di Pieve di Curtarolo, dove il giovane, che avrebbe compiuto 30 anni il 23 luglio, aveva vissuto a lungo. A Curtarolo, nel giorno del funerale, sarà lutto cittadino. A Villanova di Campo San Piero, il paese dove Stefan aveva da poco acquistato casa, si osserverà un minuto di silenzio. Nel frattempo continua la raccolta fondi per riportare nello Sri Lanka Ramesh Ganegedara. 23 anni, in Italia da soli 2 mesi. Per il rimpatrio della salma è necessaria una cifra ingente che la comunità si sta impegnando a raccogliere. Servizio di Chiara Gagliani, torniamo dal dottor Casteller perché avevamo avuto problemi con il collegamento. Voleva aggiungere, dottore? Sì, se mi permette, scusi, no? Proprio c'è stato un problema col collegamento e il tema, se lei è nel servizio, di fatto noi abbiamo visto l'obbligatorietà sotto i 4 anni, sì. E comunque nei veicoli
nuovi successivi dal 2019. Chi li ha comprati prima deve farlo in modo volontario, quindi non è obbligatorio di fatto perché non li trova in questi veicoli, però ricordiamoci che capita spesso a tutti noi di lasciare i fari accesi anche se c'è il cicalino, anche se c'è quel rumore. Perché? Perché basta guardare i dati degli Stati Uniti, direttore. Infatti la sindrome che lei ha citato è una sindrome diffusa negli Stati Uniti, ma l'obbligatorietà dei seggiolini vincolati per la segnalazione dei bambini è quasi 15 anni e non sono i fenomeni del dimenticare i bambini in macchina. Sa per quale motivo? Perché la mente umana a un certo punto, quando si pone in un meccanismo di difesa per il burnout, l'eccessivo stress, non riconosce nemmeno gli stimoli esterni, quindi noi possiamo suonare con un camion, non si fermano, la mente non si ferma, cioè va in blackout, si chiude, ha un burnout, quindi noi possiamo mettere tutti i sistemi che vogliamo, ma se il soggetto è in sovraccarico di stress tende a annichilire anche la segnalazione che proviene dal seggiolino. Quindi il tema è un altro, è non arrivare nella situazione limite di stress, rendersi conto che essere genitori è una forte responsabilità e un figlio purtroppo richiede anche un cambio ritmi e una maggiore consapevolezza che si sta cambiando la dimensione della propria esistenza. Infatti quasi sempre succede sotto i 4 anni. Ed è giusto che la legge sia obbligatoria sotto i 4 anni, ma perché? Chiediamocelo. Perché l'essere umano adulto non è ancora abituato ad avere con sé per molto tempo la presenza del figlio. Deve maturare, ci devono passare degli anni. Dopo i 4 anni diventa insostituibile la relazione madre, padre e figlio. Prima ancora la mente non è abituata e si creano questi vuoti. Molto interessante, dottore, grazie molte, grazie, a presto. Grazie a voi. A presto, arrivederci, dottor Mirko Castedel, psicologo, psicoterapeuta. Vediamo a Padova la Lega che torna all'attacco dell'amministrazione comunale sul tema delle visite psicoattitudinali, a proposito, per gli agenti della polizia locale. I consiglieri comunali della Lega spingono per rendere obbligatorie per legge le visite psicoattitudinali per gli agenti di polizia locale, una questione sollevata anche dal sindacato UIL che chiede di velocizzare l'iter per le visite per gli agenti armati previste annualmente dal 2016 ma mai svolte. A Padova dal 2016 non si effettuano le visite mediche per accertare i requisiti psicofisici degli agenti di polizia locale che andrebbero effettuate ogni anno. Noi chiediamo subito che vengano ripristinate queste visite perché il rischio è che gli agenti debbano riconsegnare l'arma in dotazione, un rischio che i padovani non possono correre. Non si può correre un rischio che riguarda in primis gli agenti della locale e poi anche la sicurezza dei padovani, dice la consigliera Mosco. Da un lato verrebbe compromessa l'incolumità degli stessi agenti che si troverebbero costretti ad esercitare la propria importante funzione di presidio del territorio senza le dotazioni necessarie, ma anche si andrebbe a compromettere la sicurezza dei padovani che non vedrebbero il nostro territorio tutelato come si deve. Quindi noi chiediamo che vengano subito riavviate queste visite previste dal testo unico sulla pubblica sicurezza, dal testo unico sulla sicurezza nei posti di lavoro. A inizio giugno l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina aveva annunciato che le visite sarebbero incominciate a breve. La consigliera leghista Eleonora Mosco ricorda una delibera approvata dall'allora giunta Bitonci circa 8 anni fa, di cui lei faceva parte e che aveva reso le visite obbligatorie dopo il suicidio di un agente. La sicurezza nelle città del Veneto corre ai ripari Treviso per garantire maggiore sicurezza con un potenziamento notevole delle videocamere. Un maxi progetto da 200.000 euro per potenziare la videosorveglianza cittadina con 50 nuove telecamere che saranno installate entro la fine dell'anno in città e in tutti i quartieri. Un progetto finanziato per 75.000 euro dal Ministero dell'Interno e per i restanti 130.000 da proventi del Codice della Strada, messi da parte negli ultimi 2 anni da Comune e Polizia Locale. Salgono così a 250 gli occhi elettronici sulla città, che comprendono anche lettore targhe e sistemi multisensor, con un'ottica che controlla i luoghi a 360 gradi. 10 di queste telecamere sono state piazzate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, che sindaco e comandante della polizia locale invitano sempre a collaborare.
C'è una grossa sinergia con i cittadini e credo che sia fondamentale, come l'ho ribadito anche recentemente per il caso della baby gang dei parchi. Abbiamo ricevuto segnalazioni, ogni segnalazione viene portata avanti e presa in considerazione, quindi incontriamo i cittadini sul posto, valutiamo con loro quali sono i benefici per il posizionamento delle telecamere, quindi il rapporto con i cittadini per noi è fondamentale, che dico sempre essere il primo sistema di videosorveglianza della città, gli occhi dei cittadini. Un tema della sicurezza da sempre prioritario nel mandato del sindaco. Lo facciamo attraverso investimenti importanti su tecnologie come le videocamere di sorveglianza, lo facciamo incrementando il personale della polizia locale che è sempre in graduale aumento, lo facciamo migliorando le dotazioni date ai nostri agenti della polizia locale e lo facciamo rafforzando quella sinergia interforze con carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza che sta portando dei risultati importanti. L'obiettivo entro fine mandato è quello di arrivare a 300 telecamere nel territorio comunale, quindi con un investimento di altri 100.000 euro per l'installazione di nuove telecamere. Ricordo anche che le telecamere esistenti vanno manutentate e qui abbiamo da poco stanziato 40.000 euro per aggiornare i software e per sistemare eventuali guasti in modo tale che oggi tutte le telecamere posizionate nel nostro territorio siano funzionanti. Le telecamere saranno distribuite nel territorio entro la fine dell'anno, dopo la firma con il Ministero e la gara d'appalto che verrà fatta entro il 30 settembre. Treviso rimane una città molto tranquilla rispetto ad altre, il merito va al sindaco Mario Conte e al comandante della polizia locale Andrea Gallo, ai suoi uomini e alle sue donne. È stata presentata sempre a Treviso una campagna nazionale dei carabinieri per la prevenzione delle truffe. Troppi anziani continuano a cadere nella rete dei tanti imbroglioni che girano per le nostre province. Magari chiamassero, chiamino sempre che non disturbano. E questo è l'appello dei carabinieri sul fronte delle truffe agli anziani. Una volta di più dopo quanto è successo ieri ad uno dei volti famosi di Treviso e del Veneto. Giorgio Palesa, imprenditore che ha saputo per una vita evitare i grandi truffatori della finanza nazionale ed internazionale, è stato raggirato da un falso operaio dell'acquedotto e da un falso vigile urbano, con relativa sparizione di un Rolex da 30.000 euro, oltre a gioielli e preziosi vari. Vicenda che lui stesso ha voluto raccontare superando la comprensibile vergogna. Perché vorrei che non succedesse più agli anziani. È una truffa agli anziani, questo non deve succedere, è immorale. Ma i dati in aumento segnalano una creatività costante. Sicuramente sono persone molto ben organizzate, non operano in forma isolata, individuano bene le vittime. Talvolta questo avviene anche attraverso le informazioni che acquisiscono dai social, perché noi ormai rendiamo la nostra vita pubblica e nel renderla pubblica chiaramente diventiamo ancora più vulnerabili, perché loro individuano in maniera strategica le persone da avvicinare, da contattare e adottano degli schemi, peraltro sempre nuovi, innovativi, e raggiungono talvolta l'obiettivo attraverso la vulnerabilità che non è solo data dall'età o dalla solitudine, ma talvolta anche dagli affetti, dai sentimenti. Per questo anche a Treviso l'Arma dei Carabinieri ha presentato la campagna divulgativa di prevenzione e l'ha fatto non a caso al centro anziani di Via Calabria, dove in tanti raccontano le loro esperienze subite o sventate. Eccolo qua, il giorno 16 luglio, papà ho rotto il cellulare, mandami un messaggio su WhatsApp al numero nuovo, che è questo numero qui, e io gli ho risposto. Non col WhatsApp. Ho pensato di avvertire i carabinieri che se lo trovano mi avvertono su questo numero. Truffe digitali e truffe reali che possono essere sventate lasciando da parte vergogna e facendo gruppo tutti assieme. Questo per uno spirito di comunità, perché quello che intercettiamo noi, se lo denunciamo, non lo intercetterà poi magari un anziano più fragile di noi, un'altra persona. Quindi se tutti siamo attivi non lo facciamo solo per noi, lo facciamo anche per prevenire magari la truffa a qualcun altro. Ecco dunque il volantinaggio dell'Arma, ma anche riunioni con gli anziani che a Treviso si terranno nelle prossime settimane, mentre nei piccoli centri già ora vedono i carabinieri incontrare i cittadini in una sorta di porta a porta preventivo. Ma allo stesso tempo un invito forte, che è quello di non aprire alle porte a nessuno, a estraneo, e chiamare al 112. Siamo ben lieti di rispondere, di arrivare sul posto e magari riuscire a impedire che queste cose orribili e meschine accadano. E chiudiamo con un nostro reportage che è iniziato ieri sui negozi di Bassano
del Grappa, il centro storico, il commercio e le attività delle botteghe che vanno ovviamente difese. Mi fido di te. Parte da qui, dal sentimento, dal contatto, dalla fiducia, il rapporto che lega gli esercenti delle piccole botteghe, dei negozi, del centro storico ai loro clienti. Mina e Cocciante avrebbero detto questione di feeling. Un recente studio di Confcommercio racconta questo sentimento, ma spiega che il cuore della città è in affanno. C'è bisogno quindi di un massaggio cardiaco che possa far continuare a battere questo cuore. A Bassano sono più di 100 i negozi chiusi nel centro storico. Invertire la tendenza si può e ascoltando i bassanesi si deve. Sono una che compra anche su internet, però forse di persona è meglio perché almeno puoi vedere effettivamente cosa vai a comprare, perché su internet ti possono far vedere talmente tante cose e io avendo 18 anni quindi sono la prima che appunto guarda sempre tra Amazon, tutti i siti vari, però appunto comprarlo fisico è tutt'altra roba. Abito a Marostica ma vengo volentieri perché mi piacciono questi negozi che ancora reggono, perché odio i centri commerciali. E perché si crea magari anche un rapporto di fiducia con il negoziante. C'è già questo rapporto da tanti anni, ho lavorato una vita qua in centro per cui c'è ancora, resiste ancora ed è la cosa bella. E quello è l'antidoto alla tristezza della grande città dove non conosci nessuno. Qua invece ritrovi questo, ritrovi quello, ciao ciao ciao. È bello, sono ancora cose belle che fanno bene al cuore. Quello che si coglie è dunque l'importanza della funzione sociale e di servizio dei negozi di vicinato, soprattutto in relazione a tematiche come l'invecchiamento della popolazione e l'impatto ambientale e climatico degli spostamenti. Nel centro c'è storia e ci sono storie al centro di quel cuore che vuole resistere. E a proposito di centro storico, a proposito di storicità, questa alle nostre spalle è una delle botteghe più antiche della città, gestita da uno dei commercianti, uno degli esercenti più anziani, anzi più esperti. Signor Fausto, da quanti anni lei lavora in questa che è, lo abbiamo detto, una delle botteghe più antiche del centro storico? Su questo negozio è circa 40 anni, pressappoco 40 anni. Però io sono nato come negoziante da ragazzo in un negozio qui in Piazzotto Montevecchio nel 1956. Per me è stato importante il rapporto umano, perché abbiamo clienti vecchi da molti anni. Al mattino, quando si sveglia e viene qui ad aprire bottega, cosa prova? La più bella soddisfazione della mia vita. Lo puoi chiedere a mia figlia, io non riesco a rimanere a casa neanche se me lo ordina il medico. E come si fa a negare il lieto fine a storie così? Servizio di Alex Giuliano della nostra redazione di Bassano del Grappa è tutto per oggi, grazie, ci vediamo stasera se vorrete a Focus alle 21:15, grazie in regia a Francesco Ceroni, a Simone Merlo e buona giornata.